Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È giovedì 14 maggio 2026. Oggi, Trump a Pechino, faccia a faccia con Xi Jinping sui dossier che pesano sul mondo. Salvini sblocca la TAV e convoca tutti all'MIT. Entro venerdì i fondi ai comuni. Meloni al Senato. Dialogo aperto, ma sul nucleare l'obiettivo è chiudere il quadro giuridico entro l'estate. La Lega in Parlamento contro la radicalizzazione islamista. In Italia valgono le leggi italiane senza zone grigie. Via libera alla riforma dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige. Più autonomia, meno centralismo. E sul nodo Consob, Freni fa un passo indietro, ma la Lega non si mette da parte. Questi e molti altri temi nel giornale di oggi. Restate con noi. Trump, incontro con Xi Jinping. Pechino, faccia a faccia su commercio, Taiwan, energia. A Pechino va in scena il vertice che pesa sul mondo. Donald Trump incontra Xi Jinping e mette sul tavolo i dossier veri: commercio, tecnologia, Taiwan, Iran, rotte energetiche. Non diplomazia da salotto, ma interessi nazionali, forza economica e deterrenza. La Cina parla di Stati Uniti e Pechino come partner, non rivali. Tradotto, quando l'America torna a trattare da potenza, anche il gigante cinese è costretto a misurare le parole. Trump arriva con il peso dell'industria americana e dei grandi gruppi tecnologici, mentre Taiwan resta il punto più delicato del confronto. Il messaggio è chiaro: il mondo non si governa con i comunicati pieni di buone intenzioni. Si governa con rapporti di forza, commercio, sicurezza e capacità di negoziare. Trump tratta e Pechino ascolta. Salvini sblocca la TAV. 50 milioni ai comuni, Salvini convoca il MIT. Matteo Salvini mette la faccia sui ritardi della Torino-Lione. Il ministro delle infrastrutture definisce inaccettabile lo stop alle risorse per le opere compensative nei comuni interessati dalla TAV. 50 milioni di euro, 32 interventi, 11 comunità che da anni sopportano polemiche e guerriglie ideologiche contro un'opera strategica. Quei territori hanno avuto pazienza, hanno retto l'urto dei no-TAV e accompagnato un'infrastruttura decisiva per l'Italia e per l'Europa. Ora non possono essere lasciati appesi ai rimbalzi della burocrazia. Salvini non scarica sugli uffici, la responsabilità è sua. Convoca tutti all'MIT e chiede una soluzione entro venerdì. È la Lega del fare. Quando lo Stato rallenta, qualcuno deve sbloccare la pratica. Senza alibi, senza melina, senza teatrini. Meloni Day al Senato. Tasse, nucleare, Giorgia Meloni si presenta al Senato. Apre al dialogo, ma non accetta passerelle. Il messaggio alle opposizioni è netto. Porte aperte a chi discute nel merito, non a chi cerca lo scontro televisivo. La Premier replica su tasse, salari, superbonus, piano casa ed energia. Da una parte, il governo rivendica il taglio fiscale e il sostegno a famiglie e imprese. Dall'altra, opposizioni che fanno la morale, lasciando in eredità bonus miliardari e promesse pagate dai contribuenti. Sul nucleare, Meloni annuncia l'obiettivo di chiudere entro l'estate il quadro giuridico per ripartire. Perché senza energia stabile e competitiva non c'è industria, non c'è lavoro, non c'è sovranità. Basta ideologia. L'Italia deve produrre, crescere e difendere il proprio interesse nazionale. Islam, basta zone grigie. Lega contro il radicalismo, leggi uguali per tutti. La Lega porta in Parlamento un pacchetto contro la radicalizzazione islamista. Le europarlamentari Sardone, Cisint e Ceccardi mettono al centro sicurezza, legalità e tutela delle donne. Moschee abusive, fondi opachi, predicatori radicali, velo per le under 14 e velo integrale. Il punto non è la polemica religiosa. In Italia valgono le leggi italiane. Non possono esistere zone franche culturali o religiose dove lo Stato arretra. La libertà di culto è garantita, ma non può diventare scudo per fondamentalismo, segregazione femminile o reti finanziarie opache. La proposta è stata trasmessa anche a Salvini, Piantedosi e Molteni.
Sicurezza nazionale, libertà delle donne, regole chiare. Il buonismo ha chiuso gli occhi per anni. La Lega chiede di riaprirli. Autonomia, vince Lega. Trento e Bolzano più forti. Via libera definitivo alla riforma dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige. Per la Lega è una vittoria politica e culturale, non una pratica tecnica da archiviare tra i dossier istituzionali. Il principio è chiaro: più forza ai territori, meno centralismo romano. Le comunità che conoscono i propri bisogni devono avere strumenti e responsabilità per governarsi meglio. Salvini e Calderoli rivendicano il traguardo. Trento e Bolzano avranno un assetto più solido, in un percorso che rafforza il rapporto tra Stato e autonomie. L'autonomia non è uno slogan da campagna elettorale, è governo delle comunità, rispetto delle identità e responsabilità amministrativa. Consob, Freni rinuncia. Freni si sfila, Lega vigila. Federico Freni fa un passo indietro dalla corsa alla presidenza della Consob. Il sottosegretario leghista rinuncia dopo mesi di tensioni nella maggioranza, spiegando di aver fatto prevalere il dovere istituzionale. Freni evita uno stallo che avrebbe rischiato di pesare sul governo e sul paese, un gesto responsabile. Ma la responsabilità istituzionale non può diventare marginalizzazione politica della Lega. Il dossier Consob resta aperto, va chiuso con un profilo autorevole e credibile, senza giochi di palazzo e senza veti incrociati. La maggioranza deve trovare sintesi, senza mettere tra parentesi il contributo della Lega. Passo indietro sì, passo di lato della Lega no. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Nucleare. Ora fare davvero. Energia, industria, sovranità. Sul nucleare l'Italia non può più permettersi mezze parole. Meloni ha annunciato l'obiettivo di chiudere entro l'estate legge delega, decreti attuativi e quadro giuridico per la ripresa della produzione nucleare. Ma non basta piantare una bandierina sul programma di governo. Marco Ricotti sul sussidiario.net è chiaro. La legge delega non basta. Servono decreti, competenze, continuità politica e una cabina di regia capace di tenere insieme industria, ricerca, finanza e sicurezza nazionale. Il tema era già stato spinto da Salvini e Pichetto Fratin. Energia stabile, prezzi sostenibili, imprese competitive. Dopo Ucraina, Hormuz e anni di bollette impazzite, l'Italia deve tornare adulta. Il nucleare non è nostalgia, è sovranità energetica, lavoro, tecnologia. Senza energia non c'è industria, senza industria non c'è libertà economica. Il governo ha accelerato, ora deve correre davvero. Londra vira a destra. Starmer trema, sale Farage. La Gran Bretagna manda un segnale che riguarda tutta l'Europa. Keir Starmer si ritrova assediato. Disfatta elettorale, fronda interna, deputati in rivolta e partito tentato da una nuova virata a sinistra. Mauro Indelicato, sul sussidiario.net, fotografa il punto. Povertà, immigrazione e lavoro hanno aperto la crisi laburista, mentre Reform UK di Farage è ormai un attore centrale della scena britannica. Non protesta passeggera. Farage intercetta il voto popolare che non si riconosce più né nei laburisti né nei conservatori. È la faglia che attraversa l'Occidente. Costo della vita, sicurezza, confini, sfiducia verso elite che promettono protezione e consegnano tasse e burocrazia. La lezione per l'Italia è chiara. Il vento conservatore nasce dalla realtà. Quando il popolo chiede ordine, lavoro e confini, prima o poi qualcuno gli dà voce. Si conclude così l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. A tutti voi un grande saluto e appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con